Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, il sommario di questa edizione. Catania, dalla Regione 50 milioni per rilanciare la zona industriale e attrarre nuovi investimenti. Tragedia a Gela, dopo una lite in famiglia per l'ennesima richiesta di soldi, il figlio uccide la madre a coltellate. L'uomo in cura per tossicodipendenza ha confessato ed è stato arrestato. Rogo all'aeroporto Fontanarossa, per l'accusa i responsabili sono solo 2, stralciata la posizione di altri 6 indagati. Dopo l'emergenza Cenere, Catania tenta di tornare alla normalità con un piano straordinario di pulizia di strade e marciapiedi. Al lavoro le 3 aziende che si occupano dello spazzamento. Da 3 mesi senza acqua si sentono abbandonati 12.000 abitanti di Fontanelle, frazione di Agrigento. Per la città il sindaco considera la situazione in via di miglioramento. Vincitori Cercasi. In Sicilia ci sono 6 fortunati del Super Enalotto che non hanno ancora riscosso il premio da 10.000 euro. A cercarli è la Sisal. La scadenza è fissata pochi giorni prima della fine di settembre. La Grande Brera, capolavori in mostra al Palazzo dei Normanni a Palermo. 5 opere di grande valore artistico provenienti da Milano, tra cui 2 lavori di Antonio Canova. Bentrovati, il rilancio dell'area industriale di Catania al centro della riunione organizzata questa mattina all'assessorato alle attività produttive. In arrivo 50 milioni per sollevare la zona dal degrado e attrarre nuovi investimenti. Lorena Dolci. 50 milioni per rilanciare l'area industriale di Catania, in un momento in cui l'Etna Valle, con i nuovi investimenti programmati, diventa fiore all'occhiello dell'high tech. Il finanziamento annunciato stamattina dall'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio è una parte rilevante dei 100 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione destinato a potenziare tutte le aree industriali. Interventi fortemente sollecitati dai vertici di Confindustria e quantificati dal sindaco trentino per un'area che presenta numerose criticità. Qui ci sono 400 fra grandi, medie e piccole imprese che danno lavoro a 1.200 dipendenti, ma il motore economico fa i conti con varie urgenze, dal riassetto idrogeologico dell'intera area per evitare gli allagamenti di ogni anno, all'ampliamento della rete idrica e fognaria, all'operatività del depuratore e ancora pulizia e manutenzione periodica dei canali di scolo e delle aree a verde, per non parlare del rifacimento di strade, illuminazione e segnaletica. Fondamentale anche la mappatura degli insediamenti e dei terreni abbandonati e la loro bonifica. Sul fronte della sicurezza, da tempo gli industriali chiedono anche un presidio delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e un posto di primo soccorso. Un processo di manutenzione continua, insomma, per garantire la competitività del sistema produttivo e risollevare l'area del degrado per attrarre nuovi investimenti. Gela è stato arrestato Filippo Tinnirello, l'uomo di 43 anni che ieri al culmine dell'ennesima lite ha ucciso a coltellate la madre in casa. L'uomo con precedenti penali per droga era in cura per problemi di tossicodipendenza. Gerry Italia. 2 coltellate violente, una al ventre e una alla gola, così Filippo Tinnirello, un 43enne con un lungo vissuto psichiatrico e di tossicodipendenza alle spalle, ha ucciso la madre, 64enne, Francesca Ferrigno, al culmine dell'ennesima lite familiare. L'omicidio è avvenuto ieri sera nell'abitazione che i due condividevano al piano terra di un palazzo in via Giuseppe Vitali, nel quartiere Cantina Sociale. Alla base del delitto ci sarebbe un litigio scaturito dall'ennesima richiesta di denaro del figlio alla madre. L'uomo ha aspettato che il fratello uscisse di casa e poi ha colpito la donna lasciandolo in un lago di sangue. Dopodiché è andato a piedi a costituirsi nel vicino commissariato, confessando il delitto. Nel frattempo sul posto erano già arrivati i carabinieri del locale comando e i soccorritori del 118, ma per Francesca non c'era più nulla da fare. Filippo, disoccupato e con precedenti penali per droga, era seguito dal SERT per i suoi problemi di tossicodipendenza. Il movente del delitto sarebbe proprio da ricercare nel precario stato di salute mentale dell'uomo. A quanto pare, tra madre e figlio i litigi erano continui e avvenivano per qualsiasi motivo. Francesca era una donna molto attiva nella comunità evangelica di Albani Roccella, aveva cresciuto i 4 figli
figli sempre con tenacia e dedizione. Dopo la morte del marito Angelo si era dedicata anima e corpo alla sua attività in comunità ed era molto apprezzata per la sua caparbietà nell'affrontare ogni situazione, come ricorda il pastore Tommaso Schiano, accorso immediatamente sul luogo del delitto. Il suo profumo rimarrà ancora per molto tempo qui a Gela. Era impegnata anche nel sociale, era impegnata nella sua comunità di cui io sono il pastore, faceva di tutto. Dove serviva una mano, lì si metteva a disposizione. Il figlio purtroppo dava già da tempo qualche segnale di squilibrio, però non ci aspettavamo questa escalation. Nella notte Tinirello è stato interrogato a lungo dai carabinieri che conducono le indagini. L'arma con cui è stata uccisa la donna è stata sequestrata. Catania, per la procura sono solo 2 i responsabili del rogo di Fontanarossa della scorsa estate. Stralciata la posizione di altri 6 indagati. In piena alta stagione lo stop allo scalo aveva fatto gridare allo scandalo. Il sindaco aveva chiesto le dimissioni degli amministratori. Luca Ciliberti. L'estate scorsa il rogo a Fontanarossa causò la paralisi di gran parte del trasporto aereo in Italia e in Europa. In piena alta stagione lo stop allo scalo etneo fece gridare allo scandalo. Mentre le indagini della procura di Catania andavano avanti, in tanti chiedevano la testa dei vertici di SAC e dell'amministrazione comunale, tutti colpevoli, secondo la Vulgata, di non aver agito in tempo e con le dovute attenzioni per scongiurare i danni e le ripercussioni ai viaggiatori e alla città. In queste ore la procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione di indagini preliminari individuando 2 responsabili. Il primo sarebbe l'ingegnere procuratore speciale incaricato della SAC del rispetto degli adempimenti e delle norme antincendio. Si tratta di Orazio Condorelli. L'altro sarebbe Federica Caravello, l'amministratore unico e legale rappresentante della Italy Rent Car, dal cui box nel terminal arrivi sarebbe partito il rogo a causa di una multipresa malfunzionante. Entrambi sono accusati di rogo colposo. L'esito del procedimento è stato rivelato stamani anche dal quotidiano La Sicilia. Nel fascicolo inizialmente risultavano 7 indagati, 6 dei quali mancano nell'avviso di conclusione indagini. La loro posizione è stata stralciata e si sta valutando di depositare al GIP una richiesta di archiviazione. Secondo l'accusa, il responsabile della sicurezza avrebbe omesso di attivare una procedura organizzativa per la gestione adeguata del servizio antincendio. In particolare, si legge, non era prevista la presenza necessaria e continuativa di un numero minimo di operatori antincendio, né che gli stessi presidiassero ogni zona o maxi zona dell'aeroporto, tanto che la sera dell'incendio erano presenti in tutto il terminal solo 4 operatori. Per i magistrati la loro presenza avrebbe consentito di giungere nell'immediatezza sul posto e di spegnere l'incendio. La responsabile della ditta di autonoleggio invece è accusata di aver omesso di fornire alla dipendente presente la necessaria formazione obbligatoria in materia di sicurezza antincendio, pur dichiarando formalmente il contrario. Per lei adesso scatterebbe anche un secondo capo di imputazione per falso. Dopo l'emergenza Cenere, Catania tenta di tornare alla normalità con un piano straordinario di pulizia di strade e marciapiedi. Al lavoro le 3 aziende che si occupano dello spazzamento dal centro alla periferia, con un maggior coordinamento. Lorena Dolci. Gli addetti di multiservizi o della Gema ripuliscono il verde, la Gema poi passa e raccoglie il falciato, poi la spazzatrice fa la rifinitura. La straordinarietà di questo piano è tutta qui, in questo coordinamento tra enti deputati alla pulizia. Sembra ovvio, ma in un mondo a misura di burocrazia più che di cittadini non lo è affatto. Basti pensare ai cumuli di erba falciata lasciata per giorni ai bordi delle aiuole e dispersi dal vento prima di essere raccolti. Obiettivo: restituire decoro alla città, stravolta dalla pioggia di cenere e dei cumuli di rifiuti. Usciamo da un periodo di emergenza, abbiamo raccolto circa 4.500 tonnellate di cenere, si era quasi impossibilitati a lavare le strade e quindi stiamo partendo con un piano integrato. Le 3 aziende che lavorano per il comune, in più la multiservizi che operano un'azione di scerbamento delle aiuole, scerbamento del ciglio stradale, pulizia generale e lavaggio a concludere. Già in serata dovrebbero entrare in azione gli operai con gli idrogetti per lavare strade e marciapiedi. Vedere per credere. Gli interventi avvengono in contemporanea a Librino, a San Giovanni Galermo, Barriere e Canalicchio e nel centro di Catania da Piazza Marconi a Piazza Europa, ma ogni settimana riguarderanno altre zone. Capitolo a parte poi sono gli alberi secchi come questo, un tronco senza più vita. In questo marciapiede ne abbiamo visto 3, ma qui entra in gioco un'altra testa, la competenza infatti è dei giardini pubblici.
A Messina non si ferma il lavoro di demolizione e bonifica delle zone baraccate. Oggi l'avvio dell'intervento in una baraccopoli abbandonata da 15 anni diventa una discarica a cielo aperto. Francesco Triolo. Decine di baracche ancora da bonificare e buttare giù. Il risanamento della città di Messina non si ferma e questa mattina sono stati consegnati i lavori per la demolizione di un'altra delle mini baraccopoli presenti in città, quella a pochi passi a fondo Fucile, storica baraccopoli simbolo di Messina. In via Evemero l'iter è stato difficile perché all'interno di quelle casette abbandonate ormai da oltre 15 anni c'era di tutto, una discarica a cielo aperto, tonnellate di rifiuti, dai divani abbandonati, mobili, materiale inquinante come l'amianto, la cui presenza è evidente ad occhio nudo. E niente, un altro passo avanti per il risanamento che ovviamente non si è mai fermato. Nelle prossime settimane apriremo altri cantieri. In questo momento ci sono aperti in città 4 cantieri che riguardano appunto la parte della bonifica, della costruzione, della riqualificazione. È un filo che, come dire, più che allungarsi, è un filo che si accorcia, quello del risanamento, perché guardiamo la meta con positività. La legge sul risanamento voluta dall'allora ministro Gelmini su sollecitazione dell'onorevole Siracusano e dopo il pressing del sindaco De Luca portò allo stanziamento di centinaia di milioni. Si lavora per step, il prossimo sarà la baraccopoli di via Catanoso, 33 baracche realizzate a ridosso di un torrente, quindi Giostra, Fondo Saccà e l'area di Fondo Basile, dove sono stati trovati altri veleni. Il paradosso è che sopra per anni ci hanno vissuto decine di famiglie con bambini. A Catania si procede anche con la pulizia delle caditoie con l'utilizzo dell'automezzo Canal Jet. 2 squadre di operai della Multiservizi stanno operando per rimuovere detriti e cenere vulcanica nelle principali direttrici viarie più a rischio inondazione. Completati gli interventi nelle aree di Santa Maria Goretti e San Giuseppe l'Arena e Montepo. Nei prossimi giorni si procederà nelle aree del centro. La frazione di Fontanelle ad Agrigento è senza acqua da mesi. I cittadini disperati invocano interventi urgenti. Il sindaco Miccichè sostiene che per la città la situazione è migliorata. Davide Sardo. Continua il dramma della carenza d'acqua ad Agrigento, dove si è alla ricerca di nuovi pozzi da cui attingere risorse idriche per tamponare la perdurante crisi idrica. Nel frattempo nessuna soluzione, nonostante i tanti incontri in prefettura, interessa la frazione di Fontanelle, la più popolosa, 12.000 residenti, del tutto a secco da mesi. Il servizio con le autobotti è carente e insufficiente. La fortuna di quel giorno che arriva l'acqua arriva a filo. Come si possono riempire le vasche? Come si può riempire una vasca di 30.000 litri dove non arriva l'acqua, palazzine di 40-38 famiglie, ma come deve fare sta gente? Innanzi al comune di Agrigento è sempre presente in sit-in ad oltranza il dirigente del Codacons Giuseppe Di Rosa. Vorrei ricordare a tutti che siamo in pieno stato di emergenza, c'è un decreto del Consiglio dei Ministri, è simile a quello per la pandemia, non capisco perché per la pandemia il sindaco andava tutti i giorni a fare le dirette e dava le notizie, adesso non dà più notizie alla città. Il problema è che la città vuole sapere, la città ha diritto di sapere l'acqua quando arriverà nelle condotte agrigentine. E il sindaco di Agrigento annuncia di avere individuato nuovi pozzi e non nasconde ottimismo. È aumentata la portata idrica che Sicilia Acque ci sta dando, quindi in alcune zone già abbiamo provveduto quasi a regolamentare l'erogazione, tipo anche il borgo di Giardina Gallotti. Per le altre frazioni e per gli altri quartieri si sta lavorando intensamente, ho un contatto diretto anche con Sicilia Acque, a breve poi ci saranno anche delle novità. In attesa delle novità promesse dal primo cittadino, gli agrigentini continuano a soffrire la sete e sperano nelle piogge autunnali. I comuni di Agrigento e Sciacca potranno effettuare direttamente gli interventi di riparazione delle reti idriche danneggiate nei rispettivi territori comunali, sostituendosi all'azienda pubblica che gestisce le risorse. L'intesa è stata richiesta dagli stessi sindaci, in considerazione del fatto che l'ente idrico a cui spetterebbe il compito di intervenire sulla manutenzione di reti e sorgenti non riesce a farlo.
Cambiamo argomento, la Procura di Siracusa è ancora al lavoro per far luce sulla pioggia oleosa di agosto dal polo petrolchimico di Priolo. Secondo i primi dati dell'ARPA non è necessario bonificare la zona limitrofa. Tra i residenti tanta paura ma timore nel denunciare. Francesco Aloi. Non ci sarebbe bisogno di una bonifica della zona, lo dice il direttore di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, che abbiamo rintracciato telefonicamente. Dopo la pioggia oleosa del 26 agosto, partita dall'impianto U100 Topping ISAB Sud, sono stati effettuati 2 campionamenti. Si è trattato di un fenomeno isolato, un incidente, ma nel quadrilatero della morte i cattivi odori non mancano mai. Chi abita tra Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta dice basta, ma spesso lo fa soltanto sui social. Come ha confermato ai nostri microfoni la procuratrice capo di Siracusa, Sabrina Gambino, c'è tanta paura. Nessuno vuole parlare e soprattutto denunciare formalmente ciò che accade. Qui quasi ognuno è legato direttamente o indirettamente al polo petrolchimico, un indotto di 15.000 posti di lavoro e la salute che secondo tanti viene messa in secondo piano. Gli ambientalisti vorrebbero scendere in piazza, ma dicono che sarebbe inutile, non si presenterebbe nessuno, o quasi. E nelle ultime settimane i cattivi odori provenienti dalle raffinerie sembrerebbero ancora più frequenti. Un polo su cui la Procura ha acceso i riflettori per capire bene cosa ha causato la pioggia oleosa e soprattutto cosa è ricaduto sulla testa dei residenti. In Sicilia ci sono 6 fortunate persone che hanno vinto premi del Superenalotto da 10.000 euro ma ancora non li hanno riscossi. A cercarli è la Sisal. La scadenza è fissata pochi giorni prima dalla fine di settembre. Eva Spampinato. AAA vincitori cercasi. Sembra un annuncio vecchio stile di quelli che si pubblicavano sulle pagine finali dei quotidiani e in realtà è un annuncio estremamente attuale, anzi pressante, perché a lanciarlo e a farlo girare su tutti i mezzi di comunicazione analogici e digitali è la Sisal. Si cercano 6 persone in Sicilia, precisamente a Portopalo di Capopassero, Sciacca, Catania, Milazzo, Bagheria e Lipari, che non hanno ancora riscosso il premio da 10.000 euro vinto in uno dei 4 concorsi speciali dello scorso giugno. La scadenza è fissata per fine settembre, così la Sisal ha diffuso una comunicazione per invitare i fortunati giocatori ad attivarsi per riscuotere le vincite dell'iniziativa speciale che si chiamava Un'estate a 1000, perché in palio c'erano 1000 premi da 10.000 euro. Diversi i metodi per riscuotere le vincite, tutti elencati sul sito della Sisal, ma prima di precipitarsi in ricevitoria occorre ricordarsi di aver giocato e vinto. Intesa Fondazione Federico II e Pinacoteca di Brera, capolavori in mostra a Palermo. Oggi la conferenza di presentazione a Palazzo dei Normanni. Marco Gullà. Milano e Palermo unite dalla grande arte grazie a un accordo di collaborazione fra la Fondazione Federico II, organismo culturale dell'Assemblea regionale siciliana, e la Pinacoteca di Brera. Gli appartamenti del Palazzo dei Normanni di Palermo ospitano la Grande Brera al Palazzo Reale, la seduzione del classico in mostra, iniziativa che propone 5 opere di grande valore artistico provenienti da Milano. Tra le opere esposte anche 2 lavori di Antonio Canova. Abbiamo l'opportunità, dopo oltre un secolo, 122 anni, di poter far uscire queste opere dalla Pinacoteca di Brera e portarle qui nel nostro Palazzo Reale. Abbiamo trovato diverse opzioni per poter far sì che queste opere possano essere valorizzate e soprattutto non rappresentare un extra costo per i visitatori, quindi saranno incluse nel prezzo del biglietto, ma abbiamo anche pensato a coloro i quali hanno già visitato il palazzo e vorranno vedere soltanto questo genere di opere. Una sinergia storica per la Fondazione Federico II. Sono poche sculture che determinano la possibilità del turista o anche del cittadino di rivedere un proprio bene culturale, come il Palazzo e la Cappella Palatina, illuminati da altre opere di altrettanta bellezza di epoche diverse. Arte, cultura e prezzi assolutamente accessibili per ammirare le opere che caratterizzano i tratti classici della Magna Grecia. Una pausa, tra pochissimo con il calcio.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo al lavoro per la ripresa di campionato che sarà per i rosanero sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Dionisi valuta, novità, informazione. Marco Gullà. È ripresa la preparazione del Palermo in vista della prossima gara di campionato. I rosanero, al rientro dopo la sosta per le nazionali, giocheranno contro la Juve Stabia. La partita è in programma sabato alle ore 15 allo stadio Menti di Castellammare. Il tecnico rosanero Dionisi lavora sulla fase difensiva e sul possesso palla, lavori specifici che serviranno a Palermo per cercare di migliorare i dati di inizio stagione. Serve una svolta e contro la Juve Stabia i rosanero non possono più sbagliare. Dionisi recupera il difensore turco Bani e spera anche di recuperare Verre per il centrocampo. In avanti, ancora una volta, il punto interrogativo riguarda la convocazione per il francese Apois, che per la prima volta ha parlato in conferenza stampa. Ho parlato a lungo con la società, sono stato felicissimo poi di aver firmato il contratto, ne ho parlato anche con la mia famiglia, alla fine ho scelto di unirmi a questa bellissima società. Per quanto riguarda l'infortunio, sto recuperando, lavoro ogni giorno per rimettermi in sesto. Sabato al Menti potrebbe scattare l'ora di Jérémy Ledoiron. Il francese, arrivato a fine mercato per una cifra molto importante e con un contratto corposo, si può considerare a tutti gli effetti il fiore all'occhiello del calciomercato di De Santis. Dionisi potrebbe schierarlo dall'inizio assieme a Brunori e Di Francesco in un tridente pesante. Il Catania al lavoro per il big match di sabato sera con il Picerno, di fronte 2 delle 4 squadre in testa alla classifica. Toscano recupera Jimenez e Gega, ma perde Ierardi e Di Tacchio. Marco Carli. Catania e Picerno, un big match per certi versi inatteso, viste le traversie estive dei rossazzurri, ma anche perché i lucani, seppur protagonisti della passata stagione d'estate, hanno perso Murano, finito a Foggia, e l'allenatore Longo, andato al Crotone. Invece sono entrambe in testa alla classifica perché il Catania ha assorbito in poco tempo il metodo toscano: mentalità, serietà, concentrazione e aggressività. E perché i giocatori presi in una travagliata sessione di mercato da Faggiano sono sicuramente di valore. Se poi l'attacco, finora in pratica si è visto solo inglese, riuscirà a dare segnali incoraggianti, la stagione potrà prendere la piega che i tifosi si augurano. In Basilicata invece Tomei, il nuovo allenatore, ha seguito la scia di Longo, 4-2-3-1 e gioco rapido con alcune differenze. Maiorino falso 9 per esempio. I risultati ci sono stati: schiantate 2 potenziali big del campionato come Avellino e Trapani, poi una piccola battuta d'arresto con la Casertana. Ma è sotto gli occhi di tutti anche ciò che ha fatto il Catania, che vuole recitare da protagonista. I tifosi rossazzurri, tantissimi anche a Biella, riempiranno il Massimino sabato. Di Tacchio non recupera probabile l'utilizzo di De Rose, anche perché le condizioni di Verna sono ancora da valutare. Non ci sarà Ierardi per squalifica, pronto Quaini, ma in difesa diventerà un'opzione anche Gega, pronto a tornare a disposizione. Jimenez, superata la gastroenterite, dovrebbe essere della partita, anche se non dall'inizio. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.